Ancora un buongiorno a tutti voi da Telefriuli, bentrovate a questa edizione del nostro telegiornale. È iniziato questa mattina alle 10 l'esame autoptico sul corpo di Lauretta Toffoli, la 74enne che è stata uccisa sabato notte nel suo appartamento di Via della Valle a Udine, per il quale è indiziato il 40enne Vincenzo Paglialonga, vicino di casa della vittima. A eseguire l'autopsia disposta dalla Procura di Udine il medico legale Carlo Moreschi. Assieme all'indagine autoptica sarà eseguito anche l'esame subungueale sulla vittima. Tra qualche giorno, infine, il laboratorio forense analizzerà i cellulari di Paglialonga e del figlio della vittima, oltre alla scheda di memoria della telecamera installata da una vicina fuori dalla porta di casa. Intesa trovata questa mattina tra sindacati e nuovo direttore generale di ASFO, accordo sulle indennità di turno firmato e sciopero del 13 maggio revocato. L'era di Tonuti alla guida della sanità di Pordenone è iniziata nel migliore dei modi. Pace fatta tra i sindacati e la direzione generale dell'ASFO. Questa mattina i rappresentanti delle sigle hanno incontrato il nuovo direttore Giuseppe Tonutti per firmare l'accordo sul contratto delle indennità per le prestazioni a turno. Un punto importante sul quale i sindacati avevano minacciato di dare battaglia sino alla proclamazione dello sciopero, che invece è stato definitivamente revocato. I dipendenti alla fine avranno uguali trattamenti rispetto a quelli che hanno avuto negli anni scorsi, quindi diciamo che quel primo ostacolo è stato superato. Io credo e ho sempre creduto che le aziende possono avere tante belle attrezzature, tanti bei locali, tanti muri, ma le aziende sono le persone che ci lavorano dentro, e se la direzione non si rende conto che bisogna in un certo senso trattarli bene, è difficile poi ottenere i risultati anche sulle attività e sulla produzione. Un'aria serena, quella che si respirava questa mattina, anche se i nodi da sciogliere sono ancora diversi. Per la prima volta stanotte abbiamo dormito sogni tranquilli. Questo non vuol dire che non ci aspetta un lavoro importante, però un lavoro che alla base ha la consapevolezza di trovare dall'altra parte una direzione che è in ascolto ed è lì per trovare delle soluzioni per il benessere e l'efficacia di questa azienda, perché questa azienda ha perso veramente oltre tanto personale le prestazioni. Quindi c'è tutta la volontà da parte nostra, come RSU, come sigle sindacali, di trovare degli accordi con questa direzione. Ricercatissimo dai clienti della destra tagliamento a caccia di hashish, un pusher pakistano è stato arrestato dalle Fiamme Gialle di Pordenone. 360 episodi di spaccio in poco più di un anno, praticamente uno al giorno. Un giovane pusher di nazionalità pakistana è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Pordenone. Tutto è partito da un semplice controllo da parte di una pattuglia nei confronti dell'uomo, pizzicato durante l'ultimo lockdown fuori dal proprio comune di residenza, senza valida motivazione. Sanzionato per il mancato rispetto delle restrizioni anti-Covid, è stato anche denunciato perché trovato in possesso di stupefacenti e contanti ritenuti provento dello spaccio. Sono così scattate le indagini delle Fiamme Gialle della destra tagliamento su delega della Procura di Pordenone. Incrociando i tabulati del traffico telefonico con le dichiarazioni delle persone informate sui fatti, sono stati ricostruiti 360 episodi di spaccio di hashish tra gennaio 2021 e febbraio 2022 a favore di moltissimi clienti. La Guardia di Finanza ha così richiesto la misura cautelare personale concessa dalla GIP del Tribunale di Pordenone. Il cittadino pakistano è stato portato in carcere a Udine. Salvini e la Lega sono contro la legalizzazione delle droghe leggere. A poche ore dall'incursione di TV Boy a Udine e dal suo murale che rappresenta il leader del Carroccio in stile rasta giamaicano è arrivata la secca risposta del diretto interessato alle richieste dell'artista palermitano. Mancava solo il genio street artist che mi raffigura in versione Bob Marley. Ha scritto sui suoi social Salvini rilanciando un articolo tratto dal sito della nostra emittente. Ringrazio per l'assist che mi permette di ricordare un concetto sacrosanto: contro ogni droga, sempre viva la vita, poi concluso l'ex ministro. Questa mattina il patchwork politico affisso sulla parete di Vicolo Brovedano era ancora là, nessuna rimozione al momento è stata eseguita nella stradina che è stata già oggetto di scritte imbrattamenti. Molto probabile però che il murale realizzato per annunciare l'apertura in città di una mostra dedicata alla street art venga cancellato nelle prossime ore. 55 dipendenti usciti in 4 anni a fronte di 8 assunzioni, il tutto a fronte di un aumento delle prestazioni legato alla pandemia. I sindacati chiedono di intervenire urgentemente sul personale delle sedi INPS della provincia di Udine.
Quasi un dipendente su 4 perso in 4 anni tra il 2019 e il 2022, quadriennio che si concluderà in assenza di nuove assunzioni entro l'anno con un bilancio di 55 uscite, soprattutto per pensionamento, e 8 assunzioni, tutte nel 2019. Elencando questi numeri, le segreterie territoriali di CGIL, CISL e UIL sottolineano la gravità dell'emergenza organici per la direzione e le sedi dell'INPS in provincia di Udine. Alla luce di questi numeri, sostengono Emiliano Giareghi della CGIL, Luigi Oddo della UIL, Renata Della Ricca e Franco Collauti della CISL, è evidente l'impossibilità per l'istituto di garantire l'operatività degli sportelli e un'adeguata risposta alle richieste di lavoratori, pensionati e cittadini. Il tutto a fronte di un'ingente richiesta di servizi legata alla pandemia che ha fortemente incrementato il numero di misure e prestazioni gestite dall'INPS. La progressiva crescita del canale digitale, grazie alla diffusione delle utenze SPID fra i cittadini, non basta per i sindacati a compensare le difficoltà nell'erogazione dei servizi agli sportelli. L'istituto opera in provincia di Udine, oltre che con la direzione provinciale, attraverso le agenzie di Tolmezzo, San Daniele, Cervignano e i punti INPS di Cividale e Codroipo. Il personale è attualmente di 164 unità. CGIL e CISL e UIL rilanciano l'appello del Comitato Provinciale dell'INPS che chiede all'istituto di intervenire urgentemente per assicurare la regolare funzionalità di tutte le sedi sul territorio, a partire dall'assegnazione di nuovo personale. Dopo l'apertura del presidente Fedriga, anche l'assessore regionale all'ambiente Scocimaro vede di buon occhio un nuovo rigassificatore offshore. Plaude al porto per il nuovo protocollo per la tutela dell'ambiente negli scali di Trieste e di Monfalcone. Presidente, anche tutela ambientale è fondamentale in questo momento storico, un accordo importante con tutte le compagnie e soprattutto con le compagnie delle navi da crociera. E il porto cresce e quindi a maggior ragione ci deve essere un'applicazione di una sostenibilità maggiore rispetto a quella che magari abbiamo avuto fino ad oggi, quindi questo è un passo importante. Chiaramente le navi da crociera sono una parte importante di questo accordo, ma non l'unica. Però lo sono perché poi fondamentalmente sono quelle navi che arrivano anche sulle banchine proprio in pieno centro, in piena città, e quindi questo chiaramente ha un impatto probabilmente maggiore rispetto a quelle che poi sono le navi che arrivano in porto. Un agreement spontaneo fra le istituzioni, non può esserci che il plauso da parte della Regione. Noi per tutelare l'ambiente ci abbiamo messo del nostro, a poche centinaia di metri da qua. Pochi mesi dopo essere stati eletti abbiamo iniziato la riconversione in accordo con l'azienda, non in scontro, della ferriera di Trieste. Oggi quest'area sarà dedicata alla logistica e all'incremento dei traffici. La popolazione pensava che dopo una fabbrica impattante come la ferriera di Servola ci fosse magari l'impatto delle navi. Oggi siamo qui a testimoniare che le navi potranno fare appunto degli scali green, degli scali appunto ecocompatibili con quello che è appunto la nostra vision, che è di anticipare il Green Deal europeo di 5 anni, dal 2050 al 2045. Il Presidente della Regione ha aperto un rigassificatore però offshore, quindi lontano dalle coste italiane. Può essere una soluzione, un giusto compromesso? Certo, l'abbiamo parlato insieme con il Presidente Fedriga. In momenti di eventi di guerra dove abbiamo delle fonti di energia che dipendono da un unico fornitore, il 50% dell'energia ci arriva dalla Russia e dal petrolio, e quindi è giusto diversificare. È auspicabile che l'energia sia energia pulita, però è un sogno che lo vedremo nei prossimi decenni. Nell'immediato bisogna fare in maniera che le nostre fabbriche lavorino, che le nostre case abbiano l'energia. L'aggiornamento sui dati Covid in Regione con il bollettino quotidiano che da oggi sarà emesso dalla Regione solamente in forma sintetica parla di 5 decessi con Covid nelle ultime 24 ore e di 793 nuove positività emerse da oltre 7.600 tamponi eseguiti in complesso. Salgono di una unità di ricoveri in terapia intensiva a 9, scendono invece di 5, da 161 a 156 i ricoveri negli altri reparti. La friulana Tonutti Tecniche Grafiche ha conquistato il terzo gradino del podio agli FTA Europe Diamond Awards, la più importante manifestazione d'Europa dedicata alla stampa flessografica tenutasi a Milano il 5 maggio. Dopo l'oro conquistato a livello nazionale nella categoria stampa di etichette a banda stretta, il bronzo europeo conferma l'azienda di Fagagna tra i migliori stampatori del vecchio continente. E ora l'attesa per il Giro nelle valli del Torre.
A 1 anno e mezzo dal passaggio del 2020 il Giro d'Italia tornerà ad attraversare Tarcento e la Val Torre. Tutta la comunità è pronta ad indossare l'abito della festa per accogliere la Corsa Rosa. Il fatto di avere questa vetrina mondiale, proprio nazionale ed internazionale, è per noi una grande opportunità per farci conoscere, per fare conoscere le bellezze del nostro territorio, le nostre storie, la nostra cultura, quelle che sono le nostre caratteristiche peculiari. Ci stiamo organizzando per accogliere nel migliore dei modi con addobbi lungo le vie dove passerà il Giro. Speriamo che sia di gradimento non solo ai cittadini di Tarcento ma a tutto a livello internazionale, perché il Giro d'Italia è visto da tutto il mondo. Che cosa prevede il vecchio venerando per la tappa del 27 maggio? Ma io non faccio previsioni sulla persona che vince. Sicuramente il migliore si farà strada, questo è normale ogni volta. E io so che i friulani sono anche corretti, quindi non ci saranno, diciamo, degli screzi da parte dei visitatori, e so che è molto seguito e questo mi fa piacere. Ed è tutto, e a proposito di Giro, tra poco un'altra puntata di In Giro, la terza, vi portiamo a Prepotto, che con il senatore di Castelmonte sarà l'arrivo della 19ª tappa il prossimo 27 maggio, e poi a seguire l'appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione, a più tardi.